Una statua di Cristo ha mosso un braccio? Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di una statua della deposizione del Cristo, una di quelle che viene portata in genere in processione durante il Venerdì Santo, in cui appunto si può vedere il Cristo che dopo la crudele tortura della crocifissione ormai riposa in pace, con le braccia lungo i fianchi o con le mani incrociate in preghiera, in attesa di essere deposto nel sepolcro. È una di quelle statue che vengono chiaramente sottoposte all'adorazione dei fedeli poco prima della processione, che si trovano anche esposte permanentemente nelle chiese, in cui appunto si vede questo Cristo deposto, ripieno di ferite, e che subisce come tutti i mortali l'umiliazione del sepolcro, della sepoltura, che poi la sua gloria di figlio di Dio sconfiggerà, però di lì a breve il terzo giorno con una gloriosa risurrezione. Ebbene, cos'è accaduto? È accaduto in un paese che non vi so precisare, in una data che non so precisare, però sicuramente vicina a quella del Venerdì Santo, perché queste statue in genere vengono prelevate dalle chiese e rideposte nelle chiese durante appunto la ricorrenza del Venerdì Santo. E questa, cioè si vede in questo filmato una statua del Cristo deposto che nel momento in cui viene in qualche modo riposto, viene riadagiato nella nicchia della cappella che lo ospita all'interno di una chiesa, sembra muovere il braccio sinistro. È veramente una, una sequenza veramente straordinaria, che lascia senza parole, perché è come se questa statua del deposto, nel momento in cui viene adagiata appunto in questa nicchia, no, e esposta alla devozione dei fedeli, è come se prendesse vita. Ed è qualcosa di veramente emozionante che ancora adesso, già solo a parlarne, come potete vedere, suscita in me una grande emozione, una grande commozione. Carissimi, lascio queste immagini alla vostra valutazione, anche alla vostra emozione, alla vostra commozione, sperando che possano queste immagini, questa sequenza straordinaria, rendere la vostra preghiera e la vostra fede ancora più fervorose. A presto, carissimi. Santa meditazione e santa giornata.